Eder, Mech, Pallister. Adesso ci troviamo nella zona dell'obelisco dove Sebastiano svolterà in bici durante il famoso giro in GoPro e qualcuno dirà che forse dietro quella bici c'è attaccato un carrellino. È uno dei miei famosi video dei primi tempi ed è naturalmente una suggestione che non troverà mai risposta. Dopodiché, sempre in questa zona saliamo per Conconello, uno dei punti preferiti da Sebastiano e come dargli torto perché da lì c'è una vista straordinaria ed adesso la strada si chiama Bella Vista. Corpo congelato? L'ho detto da subito e sono convinto abbastanza di non aver sbagliato troppo. Lilly Se non è morta il giorno 14, è stata tenuta viva o comunque il suo corpo se era morta, ma qua diventa un dubbio comunque. Io non ho elementi zero proprio per schierarmi dall'una o dall'altra parte e comunque non poteva essere stata congelata. Qua stiamo creando un doppio credo, se vogliamo. Si sta approfondendo questa possibilità. Allora, il congelamento prevede di andare sotto zero con qualsiasi cosa. La carne sotto zero, quando si scongela, diventa nera ed è riconoscibile il fatto che sia stata congelata. Se invece è stata mantenuta a una temperatura non inferiore, diciamo ai 3 gradi, 2, 3, 4, 5 massimo, perché sennò diventa troppo caldo, e costanti. Certo, dopo 20 giorni gli effetti che si notano sono quasi assenti. Il giorno stesso in cui sono arrivato a Trieste, Sebastiano ha subito un'altra perquisizione. Sebastiano ha cercato di rimediare alle perquisizioni con la sua furbizia. Ha tolto il nome dal citofono. Ho sentito suonare, ho aperto la porta e ho visto che c'erano gli agenti che li conoscevo, che erano già stati a casa mia. Sebastiano, abbiamo un decreto di perquisizione perché dobbiamo prendere la GoPro. E ho dato la GoPro. Ho detto veramente, avevo paura che cercavate chissà che cos'altro, ho detto, no? E magari avevo paura che mi portate via i coltelli. Alcune volte ti sei visto con la GoPro 7, ma dici non fosse tua. Utilizzavi quindi solo la 9? Ho sempre avuto quella, io non ho mai avuto altre GoPro. La GoPro potrebbe parlare, certi setting potrebbero essere rimasti nella memoria interna del dispositivo. Quello che c'era sulle memorie io le ho scaricate sia sul computer sia mi pare qualcosa anche sul telefonino, che comunque è stato preso in un secondo tempo quando sono stato chiamato in questura. Video GH 010456. Video iniziato a registrare alle ore 13 e 4 minuti e 18 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 32 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Strada nuova per Opicina. Strada nuova per Opicina, area Campeggio Obelisco. Sentiero che dal Campeggio Obelisco va in direzione della zona di Conconello. Al minuto 5:51 si vede il Visintin scendere dalla bici e parlare rivolto alla telecamera. L'uomo, che è vestito con una giacca a quadri bianca e nera, sotto la giacca indossa una maglia giallo fluo, pantaloni jeans, scarpe ginniche marroni, occhiali da sole neri, cappello tipo coppola di colore grigio scuro e un paio di guanti color arancio. Il Visintin, rivolgendosi alla telecamera, parla del sentiero che sta percorrendo. Fantastico questo sentiero, a parte questi piccoli problemi. Sicuramente in uno dei miei prossimi viaggi a Trieste proverò a fare tutto questo sentiero, ma intanto ne ho fatto un pezzettino. Quando Visintin parla dovrebbe essere a circa 900 metri, 1 chilometro da qua. L'attacco del sentiero forse non si vede bene dal video, ma è molto ripido ed è molto stretto. Ci sono pietre appuntite, per cui io mi chiedo già come faccio a portarsi dietro la bici. Lo fa, ma lo fa sicuramente con difficoltà e rischiando di bucare. Insomma, vedendo questo sentiero la mia prima impressione è stata che è tutto tranne che fantastica, però potremmo pensare che forse lui abbia avuto problemi proprio nel percorrerlo perché è molto dissestato. In questo tipo di sentieri si usa salutare chiunque si incontri e devo dire che la stessa cosa è accaduta a me. Infatti negli atti si scrive che Sebastiano durante questo tragitto lo si sente parlare con persone che incontra, anche se non si sa esattamente che cosa dica.
passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padeggiano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Io ho sempre avuto 2 telefoni a disposizione, perciò il più vecchio di solito lo cambiavo. Perciò cosa avessi avuto prima dell'S21, mi pare, non me lo ricordo. Avevi comprato la GoPro perché era in 5K, ma sei finalmente diventato bravo a usare questa GoPro? Perché allora dicevi di essere piuttosto scarso? Anche adesso, ti dico sinceramente, ho fatto dei video con la GoPro mi sono venuti velocissimi, neanche che andasse a 200 all'ora, capisci? Perché poi ho guardato, ci sono delle applicazioni in cui puoi fare riprese veloci o riprese lente. Stabilizzazione delle immagini o effetti di transizione non incidono però sul GPS. Io penso che in quel video di cui dicono che ho fatto 700 metri, non so quanti, in pochi secondi, probabilmente è scattato quel meccanismo delle riprese lente, in modo che dopo sono venute velocissime. Ma sei quel genio del telefono che tutti descrivono? Assolutamente no. Non ho la minima idea come si possa fare. Dai, almeno cancellare i video tasto destro, elimina. E questo sì, questo so farlo. Sebastiano ogni volta che parla peggiora la sua situazione o forse migliora quella in funzione di un'eventuale perizia psichiatrica. Ora ha detto che Sterpin ha cancellato, quindi non Sebastiano ma Sterpin, ha cancellato dei messaggi. Sterpin si presenta in questura e prima di entrare cancella dei messaggi che lui ha mandato sui telefonini di Liliana. E questi messaggi sono per me importantissimi, perché sono messaggi che fanno capire che tra di loro in quel momento c'erano delle tensioni. Liliana probabilmente in quella telefonata gli avrà detto qualcosa che ha messo in allarme il signor Sterpin. Lui dice 4 cose: sperem, qualunque cosa sia, ne parleremo dopo e aspetto solo un segnale. Cosa ha detto Liliana a lui per farlo scrivere come messaggio? Aspetto solo un segnale e qualunque cosa sia. Sono cose veramente dure, difficili da capire. E intanto siamo in zona Sterpin. Banalmente, sperem uguale speriamo, cioè di sentirci. Io per me ero in allarme rosso, questa è un'altra bufalona inventata da Sebastiano stanotte, perché sul mio telefono che ho portato con me la mattina del giorno 15 in questura, l'ho posato sul tavolo, il quasterino se l'è preso, l'ha tenuto 2 ore e mezza, me lo ha reso a mezzogiorno, per capirci. Sperem uguale speriamo di sentirci. Io ero senza sue notizie dalla mattina. Giustamente aspettavi un cenno di vita. Tutte le altre cose, bravo, esatto, qualsiasi cosa che lei mi mandava come segno di presenza in vita mi avrebbe tranquillizzato. Io aspettavo un qualsiasi segnale da parte sua,
mi dice tranquilla, sono qua. Tanto ci vuole, ma chi è quell'intelligentone che non comprende neanche questo? Ma dove c'è l'intelligenza? Io dovevo sentire Liliana. In questi casi è tutta questione di carattere, forse anche io avrei agito come Claudio. Entro le 9:30. La mattina del 14 dicembre, tra le poche certezze, c'è che Sebastiano va a Cattinara da Zazzeron e siamo dentro Zazzeron di Cattinara, che però oggi non sembra più essere Zazzeron, però il luogo geograficamente parlando è identico. Questo è. Lei, io non avevo sue notizie dalle 8 e pochi minuti. Lei non poteva passare 2 ore a 8 e lasciarmi 22 così. Sterpin. Lo 8 e sapeva 22, benissimo. 8 e 22. Sterpin l'ha chiamata alle 8 e Eccolo 22 bene, per dirle e allora- devo andare alla Wind Ecco, e poi vengo. La Wind apre alle 9. Alle 9 almeno Ecco, 10 minuti ci sarà se la lei Wind, andava poi alla ci Wind che metto trovava la un'oretta. coda, mi avvertiva. Non sono 10 minuti, sono 2 ore. Sì, perché, Un'ora perché e gli ha detto, 50. Ad ogni modo Sterpin ha ragione di preoccuparsi, soprattutto se non esclusivamente se sa o se pensa che Liliana abbia detto già a Sebastiano della sua volontà di lasciarlo. Secondo il mio modesto parere, lui sapeva tutto. Lilli mi ha detto che lui aveva le sue donnine, perché gli ho detto, ero in pensiero per lei, è chiaro. Lei ha detto, stai tranquillo, l'ho già detto e ripetuto, non è bello dirlo, ma lo ridico. Loro non facevano l'amore da 5 anni. E io gli ho detto, ma tuo marito in qualche maniera si allarmerà? No, alle sue donnine con le quali si incontra, stai tranquillo. Queste sono le parole di Liliana. Abbiamo visto anche la pizzeria L'Olandese Volante a cui si faceva riferimento nei messaggi recuperati sui dispositivi. Stiamo risalendo ancora una volta per via Verrocchio, dopodiché concluderemo questa parte del video con un'analisi della mattina di Sebastiano Visintin e dei suoi spostamenti iniziali. Qui chiaramente siamo di nuovo nei pressi di casa sua. Alle 8:14:54 del 14 dicembre Sebastiano viene ripreso dal Targa System nei pressi del centro commerciale Zazzeron di Cattinara. Esattamente si trova in via De Marchesetti, angolo via Forlanini. Quindi quando vi dicono che via De Marchesetti è la cella che copre la casa di Sebastiano Visintini in via Verrocchio, dovete rispondere errato. E allora riparto dallo stesso identico punto in cui fu ripresa la macchina di Sebastiano Visintin quel 14 dicembre e scortato nel caso specifico da Claudio Sterpin, mi reco nuovamente dalle parti in cui vi era il supermercato Zazzeron a Cattinara per analizzare gli spostamenti e le celle di quella mattina di Sebastiano Visintin. Nel momento in cui Sebastiano viene ripreso dal Targa System in via De Marchesetti, il suo telefono sta agganciando dalle 8:08:51 la cella di località Rozzol. Da quel punto il posteggio dell'allora centro Zazzeron distava 1 minuto e infatti, come un orologio svizzero, alle 8:16 di quella mattina Sebastiano inizia ad agganciare la cella di via De Marchesetti. Sono le 8:16:06 e la cella di via De Marchesetti 59 si trova a solo 1 chilometro dal supermercato Zazzeron. Questo aggancio durerà fino alle 8:24:25, fornendo a Sebastiano il vero alibi perfetto per quella fascia oraria. Infatti, come vediamo anche da questa foto, la cella di Carlo De Marchesetti 21, quella che copre davvero l'abitazione di via Verrocchio numero 2 dove lui abita, si trova 1,5 chilometri più giù, quindi Sebastiano deve spostarsi per andare ad agganciare la cella che copre casa sua e Sebastiano inizierà a farlo.
Una volta staccatosi dalla cella di via Marchesetti 59, ci sono questi due agganci in via Marziale 4 e San Pelagio 15, che non sono ovviamente la cella di via Marchesetti 21, ma probabilmente sono dovuti alla morfologia del territorio. Infatti vedremo che qui ci troviamo in una zona piena di montagne e il segnale viene condizionato da queste. Fatto sta che Sebastiano aggancerà di transito la cella relativa a casa sua, cioè De Marchesetti 21, solo alle 8:24 e 29 secondi di quella mattina, quando Liliana ha appena chiuso la telefonata con Claudio. Naturalmente, siccome lui è appena entrato nel range di copertura della cella di casa sua, significa che non è a casa sua ma che si sta avvicinando in transito a quella zona. Aggancerà poi la cella di via Giulia alle 8:32 e 10 secondi e noi sappiamo che sarà lì anche da prima perché naturalmente, come abbiamo detto in un precedente video, ci sono delle riprese di autobus, esattamente 3 autobus. Stiamo quindi percorrendo l'esatto tragitto che fece quella mattina Sebastiano Visentini per arrivare dal supermercato di Cattinara alla pescheria di via Giulia, quella in cui siamo già stati e passati diverse volte, ovvero l'Ancora. Andiamo ad analizzare bene la situazione. Quindi Sebastiano è passato sotto il targa system alle 8:14:54, deve aver posteggiato la pescheria all'interno di quel supermercato, si trova nella parte opposta, per cui l'ha raggiunta non prima delle 8:18 ed è ovvio che non è ripartito da quel supermercato prima delle 8:20, anche perché il suo telefono registra movimenti alle 8:24. Considerando quindi che siamo partiti alle 8:20 dal supermercato, vediamo a che ora arriveremo in via Giulia, misurando questo tragitto. Ripeto ancora una volta, è un tragitto integrale e io con la mia auto cammino probabilmente più veloce di Sebastiano perché preferisco essere sempre più rapido che più lento. Ho già percorso i primi 2 minuti, per cui possiamo stimare che in questo momento sono le 8:22 e nella realtà di quella mattina Liliana inizia la sua chiamata con Sterpin. Come vediamo adesso la strada non è semplice e breve come fanno credere i racconti, ma è una strada tortuosa e complicata. Porto con me un pacchetto di wafer comprati all'interno di quel supermercato per dimostrare che anche io sono entrato e ho perso del tempo lì dentro.
Come vedete la strada da fare c'è, è innegabile. Adesso sono giunto alla rotonda del Boschetto che riconduce a più strade, tra le quali ovviamente viale Raffaello Sanzio che porta a Piazzale Gioberti. Piazzale Gioberti si trova a 300-400 metri da questo punto, ma girando a sinistra mi troverò già su via Giulia, a poche centinaia di metri dalla pescheria L'Ancora, e vedremo a che ora arriverò lì. Ho impiegato per arrivare da Cattinara a qui 8 minuti e 36, quindi facendo una stima sarebbero per Sebastiano le 8, 28 e 36 di quel mattino. Liliana non è ancora qui, quadra tutto coi suoi tempi, anche troppo per essere vero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.